Ora la questione è, questi non si ammalano, si devono vaccinare. Certo che si devono vaccinare, perché altrimenti noi non riusciremo a bloccare questo virus e non riusciremo a bloccare la nascita di nuove varianti che, speriamo di no, potrebbero anche riuscire a sfondare i vaccini che invece attualmente risultano ancora essere efficaci. Ecco perché anche i giovani per l'epidemiologo Massimo Guerriero si devono immunizzare e questo dai 12 anni in su. E più degli appelli, arrivati al giro di boa della campagna vaccinale, forse servono gli esempi. I miei 2 figli più grandi, Enrico ed Edoardo, lunedì scorso hanno 12 anni, lunedì scorso sono andati a fare il vaccino e stanno bene. I vaccini quindi devono correre più delle varianti, in particolare della Delta, che stando a studi recenti è molto più contagiosa delle altre, dal 40 al 60% in più, con una carica ben 1000 volte superiore. Del resto, il trend già riscontrabile in Italia e in Veneto sembra chiaro. Siamo solo all'inizio noi di questa curva, ma è chiaro che la variante Delta, che sta diventando ed è diventata predominante in Italia, non farà altro che farci vedere un aumento dei casi. La nota, ecco, vedete anche questo, parte destra del grafico, questo dentino che sta spingendo verso l'alto e che si riflette già subito nel famoso indice RConT che era sotto l'unità e invece in questi giorni è registrato intorno all'1,6, 1,7. Indice del contagio in salita, ma non quello dei ricoveri, che continuano a riguardare quasi esclusivamente soggetti non vaccinati. Il messaggio è estremamente forte, i non vaccinati si ammalano e siccome questa variante ha una carica virale, come abbiamo visto prima, 1000 volte più forte rispetto alle varianti precedenti, è chiaro che oggi i cinquantenni che si ammalano rischiano di finire in terapia intensiva. Procedere con le vaccinazioni in vista dell'autunno diventa la priorità. Dobbiamo soltanto sperare che adesso nel mese di agosto la macchina non sia costretta a rallentare perché magari le persone danno priorità alle vacanze piuttosto che al vaccino, perché sappiamo bene che settembre e ottobre sono mesi molto impegnativi per noi.